Eder, Mac, Pallister. Gentili ascoltatori, buona giornata a voi tutti da Sensitivo Alocchi. Oggi parliamo del caso del giovane militare, considerato che dopo 2 giorni in internet c'è la foto e nome e cognome. Parliamo appunto di questo Ángel González Ernesto, questo ragazzo appunto ventenne che da qualche giorno è scomparso dalla base NATO di Aviano. Da ciò che ho potuto vedere, purtroppo il ragazzo è deceduto, non ci sono delle responsabilità, non ho visto responsabilità terzi, ho visto che lo stesso aveva pianificato tutto e purtroppo io ho visto che si è suicidato. Questo è ciò che ho visto. Spero in cuor mio da sbagliarmi e che invece venga ritrovato sano e salvo, però io ci ho guardato e ho visto che purtroppo questo ragazzo si è tolto la vita. Ora spero che, se è come ho detto io, come ho detto in questo momento il Sensitivo Alocchi, spero che trovano il corpo e che almeno i familiari possano dare una degna sepoltura appunto allo stesso. Colgo l'occasione anche di questo breve filmato per fare i miei personali auguri al comandante Marigliano, che da oggi, comandante dei Carabinieri Marigliano, che da oggi va in pensione. Mi ricordo quando a maggio nel 2009 lo contattai per raccontare allo stesso ciò che avevo visto inerente appunto il giallo di Gradoli, la scomparsa di Tatiana e della figlia Elena, quando dissi allo stesso che erano entrambi morti, erano stati ammazzati dal compagno della stessa, Paolo Esposito, e da lì a qualche settimana appunto lo stesso venne arrestato e prese l'ergastolo in tutti e 3 i gradi di giudizio. Questo, signori, mi ricordo proprio che tramite Civitavecchia riuscì appunto a mettermi in contatto con il comandante Marigliano, andai personalmente più volte a Gradoli a seguire personalmente tutta la faccenda. Ecco, signori, io volevo ricordare che non è che il Sensitivo Alocchi da ieri che fa queste pratiche, io ne ho macinati di casi in tutta Italia dal 2005-2006. Stiamo nel 2024, sto parlando del giallo di Gradoli, appunto, che è successo 15 anni fa. L'unico rammarico che questi corpi non sono stati, il corpo di Tatiana e il corpo della figlia Elena non sono stati mai più ritrovati. Paolo Esposito è in galera, sta scontando la sua pena, però non ha mai fatto ritrovare i corpi. Ecco, signori, solo questo ho voluto fare il video del militare, però aggiungendo appunto gli auguri appunto al comandante Marigliano che va in pensione e tutti gli auguri, tutto il bene di questo mondo. Di nuovo, amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal Sensitivo Alocchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.